saluto a tutti, in nome mio, della comunità picalese, dei figuranti, e soprattutto un saluto affettuoso da parte del Vescovo. Ieri mi ha chiamato, ha detto: Placido, immagino con quale gioia sarei venuto, e anche volevo mandarti un messaggio, non ci sono riuscito, però assicura a tutti i presenti, la comunità picalese, tutti quelli che fanno la Via Crucis, da Sergio al più piccolo bambino, tutti, assicura la mia vicinanza, la mia preghiera, la mia benedizione. Mi aspetto da voi, mi diceva il Vescovo, una cosa sola, che questa Via Crucis porti un frutto di fraternità di cui il mondo ha tanto bisogno. Fraternità, pace, stare insieme, essere una cosa sola. Questo è l'augurio che il Vescovo fa a noi tutti in questa meravigliosa Via Crucis vivente che stiamo celebrando, pregando, vivendo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Passione. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti. Coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Prendendo di nuovo in disparte i 12, cominciò a dire loro quello che gli sarebbe accaduto. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, ma dopo 3 giorni risusciterà.